Si è svolto ad Agrigento un interessante convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri sulle infrastrutture della nostra provincia, sul ponte di Messina. In collegamento video il ministro Salvini, buone notizie per l'aeroporto di Agrigento. Nell'estate di quest'anno posa della prima pietra per lo stretto di Messina. Il presidente della regione Schifani presenta il rilancio delle terme di Sciacca e quelle di Acireale. Ignazio Gennaro è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione Magistrati Tributari di Agrigento. Sequestrata a Palma di Montechiaro dalla Polizia di Stato una coltivazione di marijuana, arrestato un cinquantenne del luogo. Forza Italia oggi in un convegno a Palermo discute sulla riforma della giustizia, domani congresso provinciale del partito all'Hotel dei Pini di Agrigento. Il Partito Democratico Agrigentino prende le distanze su un probabile accordo con i partiti di centrodestra per le prossime elezioni provinciali. Si tratterebbe di una vicenda molto grave. Cerimonia di intitolazione oggi dell'Auditorium di Comitini al magistrato Luca Crescente, prematuramente scomparso nel 2003. Gli avvenimenti sportivi della domenica di calcio in provincia. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi 22 marzo, sabato. Si è svolto ieri il convegno organizzato dall'Ordine, dalla Fondazione e dalla Consulta degli Ingegneri di Agrigento, che ha visto la partecipazione di qualificati esperti tecnici parlare di infrastrutture della provincia e del ponte di Messina, con l'intervento del Ministro per le Infrastrutture Salvini, che in un videoconferenza è intervenuto dando risposte positive sul futuro aeroporto di Agrigento. Onorevole Ministro, intanto grazie per essere intervenuto a questo importante convegno nazionale. Qui in platea mi permetto di portare il saluto di tutti quelli che stanno qui in platea, le autorità, a cominciare dal Sindaco di Agrigento Franco Miccichè, da Presidente Nazionale degli Ingegneri Mimmo Perrini, tutte le altre autorità qui presenti in sala, del teatro è veramente stracolmo. Ovviamente c'è grande attesa per le sue parole in questo momento in cui Agrigento è capitale italiana della cultura e gli ingegneri di tutta Italia sono qui riuniti per parlare di infrastrutture, visto che è un tema molto caro a noi come categoria, soprattutto oggi che si parla di ponte sullo stretto di Messina, si parla di rilanciare la mobilità sia su strade, quindi sul commato, sulle ferrovie, e oggi qui a Agrigento ovviamente il territorio, la domanda che ovviamente è quella dell'aeroporto di Agrigento, lei lo sapeva sicuramente, quindi le do subito la parola. Ricordo quello che ci dicemmo con gli imprenditori, con gli amministratori di Agrigento, saluto il Sindaco, saluto l'Ingegner Perrini e ringrazio il Consiglio per aver organizzato questa giornata di dibattito. Ricordo altri temi su cui stiamo lavorando, la strada statale degli Appisti su cui stiamo investendo 1 miliardo di euro e altre infrastrutture stradali che serviranno a questa splendida provincia. Entro subito nei due temi. Aeroporto, ricordo quando mi misero in mano un fascicolo che proponeva quello che era l'aeroporto di Agrigento. Io, come sono uso fare, ascolto, prendo e metto in mano ai tecnici il dossier. So che il presidente dell'ENAC ha parlato poco prima di me, lo ringrazio. Siamo in fase di chiusura del piano nazionale aeroporti e se i numeri non permettono, cosa che mi farebbe assolutamente piacere, lo stesso business plan dell'aeroporto di Agrigento sarà inserito nel piano nazionale degli aeroporti. Quindi mi propongo qui a accompagnare. Grazie, che un applauso dalla sala. Al di là dell'applauso, è un lavoro complicato quello dei tecnici, perché a me farebbe piacere dire sempre sì ovunque vada, mi chiedono uno svincolo autostradale, una fermata dell'alta velocità, non si può dire di sì a tutti. Io penso che i numeri, la storia, il piano di sviluppo, l'ipotesi di crescita di un territorio come quello di Agrigento meriti di essere assolutamente considerato. Poi ripeto, la politica per me deve essere in grado di ascoltare, di trovare i soldi e di portare avanti delle leggi. Se i tecnici mi dicono, come mi sembra che possa essere, che il progetto ha le gambe per camminare, perché la cosa fondamentale
non è arrivare un pomeriggio in teatro ad Agrigento dicendo ci penso io, poi fra 6 mesi siamo punto a capo. Vi posso dare la mia parola che se i numeri permettono di ipotizzare il sostegno di questo aeroporto che servirà alla comunità economica, alla comunità scientifica, alla cittadinanza a tutti, ebbene il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà casa vostra. Ministro, mi permetta, Gianluca Semprini, mi scusi, faccio sempre l'applauso della platea, ma le chiedo giornalisticamente, lei dice 6 numeri, a quali numeri facciamo riferimento? Cioè i numeri dell'eventuale aeroporto di Agrigento, il numero totale degli aeroporti? No, i numeri di un eventuale aeroporto ad Agrigento. Sì. Perché ovviamente so che si stimano in più di 500.000 i passeggeri anno. È chiaro che se devi investire milioni di euro, non milioni di euro, milioni di euro su una struttura importante come questa, devi avere un business plan che 2025, 2026, 2027 ti dica quanto investo, quanto incasso, quanta gente vola, quanta gente parte e quanta gente arriva. Quindi se i numeri a sostegno, e mi sembra che la strada sia questa, dicono che lì ci può essere questa iniziativa, il Ministero ovviamente Agrigento da questo punto di vista avrà la priorità, perché insiste in un piano di investimenti in Sicilia da 30 miliardi di euro. Perché poi ogni tanto qualcuno dice anche in televisione a Salvini cosa fai il ponte, o piuttosto cosa fai l'aeroporto di Agrigento, che prima ci sono da sistemare le strade e gli acquedotti in Sicilia. Vero, ci sono da sistemare strade e acquedotti in Sicilia, però è da 50 anni che ad Agrigento in Sicilia si sentono dire non c'è bisogno del ponte, non c'è bisogno dell'aeroporto perché prima bisogna sistemare le strade e l'acqua, e non hanno fatto né l'uno né l'altro. Non ho responsabilità io di faccio in questi 2 anni, nei prossimi 2 anni e mezzo. Quindi dal mio punto di vista si può investire sulla strada degli artisti, sì, si può investire sulla Palermo-Catania-Messina, sì. Questo implica che non si può investire sull'aeroporto di Agrigento e sul ponte sullo stretto? No, la mia ambizione è di arrivare a fine mandato avendo investito soldi sull'acqua, avendo investito soldi sulle strade e avendo avviato i progetti aeroporto e ponte. Ovviamente un aeroporto e un ponte non si fanno in 6 mesi, però mi faccio carico della posa della prima pietra, conto che la tecnica accompagni la politica e poi per quello che riguarda Agrigento il Ministero ritenetelo casa vostra. Vediamo ora un ampio servizio realizzato dalla nostra redazione per il convegno dell'Ordine degli Ingegneri sulle infrastrutture della provincia di Agrigento e sul ponte dello Stretto di Messina. Un interessante convegno oggi qui organizzato dal vostro ordine. Ci sarà in collegamento il Ministro Salvini, stiamo vedendo partner qualificatissimi. Ecco, cosa si ci aspetta da questo convegno, Presidente? La Sicilia, porta dell'Europa nel Mediterraneo, è un tema che abbiamo voluto porre all'interesse del territorio in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, e per questo abbiamo avuto accanto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in testa il Presidente Mimmo Perrini, la Consulta Regionale degli Ingegneri con il suo Presidente Fabio Corbo e assieme alla Fondazione dell'Ordine della Provincia di Agrigento degli Ingegneri Mimmo Armenio. Quindi noi come ente promotore abbiamo voluto porre al centro dell'attenzione il tema delle infrastrutture che da tempo è cavallo di battaglia per pertinenza anche dal punto di vista di tematica che riguarda noi ingegneri. Lo abbiamo fatto già nel 2021 in questo stesso posto assieme alla rete delle professioni tecniche, ponendo l'attenzione e stigmatizzando il fatto che non ci fossero stati assegnati fondi sufficienti, anzi addirittura erano nulli, nel PNRR per le infrastrutture in provincia di Agrigento. Siamo tornati alla carica in questa occasione importante, questa volta lo facciamo con i principali protagonisti pubblici degli enti pubblici che si occupano di mobilità nel territorio regionale e nazionale. Quindi è un'occasione ghiotta per fare il punto della situazione in ordine alla progettazione in atto, allo stato di
fatto e dell'arte delle opere in attuazione, in lavorazione, e soprattutto anche comprendere quello che è la programmazione, perché il tema che abbiamo voluto porre a livello nazionale è quello del ponte sullo Stretto di Messina, ponte sullo Stretto di Messina su cui noi ingegneri a livello nazionale siamo da sempre convinti che farà da traino alle altre infrastrutture. Noi non abbiamo mai voluto pensare, perché evidentemente non è così, i dati lo dimostrano e lo faranno anche i dati economici che porterà, che ci mostrerà il professor Amenta, si dimostrerà che il ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un'occasione di richiamo, di indotto per le altre infrastrutture. Il ponte sullo Stretto di Messina siamo convinti che porterà altre infrastrutture, e d'altronde è ovvio anche noi ingegneri, noi tecnici sappiamo bene che per esempio non ci può essere l'alta velocità senza il ponte sullo Stretto di Messina. Lo facciamo perché siamo convinti che anche le ferrovie e il gommato, quindi le strade e le autostrade, subiranno un effetto ovviamente di traino dal ponte sullo Stretto di Messina, e quindi dalle grandi opere in programmazione nei prossimi anni a quelle a medio termine come le strade, le ferrovie e i porti, e perché no, parlare anche del futuro aeroporto di Agrigento, su cui il territorio di questa parte della provincia conta molto per avere una risposta immediata in questo anno di Agrigento Capitale della Cultura, anche perché sappiamo che rispetto alle grandi opere costa molto meno, e quindi è un modo per ricevere un segnale di vicinanza rispetto a questa terra che da anni è stata dimenticata dagli amministratori che si sono succeduti nel tempo. Un convegno fondamentale, soprattutto in un momento particolare che stiamo vivendo, in cui c'è questo tema relativo alla realizzazione del ponte sullo Stretto, e c'è un problema più grosso che riguarda le infrastrutture della Sicilia, che non sono purtroppo, come in molte parti del meridione, degne di un paese come l'Italia, per cui questa zona, poi, che è caratterizzata da un richiamo turistico straordinario con delle opere meravigliose, ha bisogno di collegamenti. È chiaro che se non ci sono i collegamenti diventa difficile consentire di utilizzare questo ben di Dio a tutta la popolazione. Quindi il tema che trattiamo oggi è un tema relativo allo sviluppo di questa zona, per la quale io credo che si dovrebbe anche pensare a un aeroporto, perché il collegamento, oltre che essere un collegamento stradale e ferroviario, il collegamento per via aerea oggi è fondamentale. Sì, oggi è una giornata importantissima perché riportiamo l'attenzione sulle infrastrutture e sul livello infrastrutturale della nostra isola. Come è noto, il livello infrastrutturale è al di sopra della media nazionale, così come il prodotto interno lordo. Questi due aspetti vanno a braccetto, per cui riuscire a sviluppare le infrastrutture in Sicilia vorrà dire dare una possibilità concreta alla nostra isola. Oggi si sta facendo tantissimo per la rete ferroviaria finalmente, ma senza un collegamento stabile con il resto dell'Italia sostanzialmente questa innovazione trasportistica nostra sarà cortocircuitata nell'isola. Pertanto il ponte rappresenta l'unica vera e concreta possibilità per la nostra regione. C'è un progetto sull'aeroporto di Agrigento pure? Assolutamente, riteniamo che sia una scelta più che valida che il governo dovrà fare, perché per dare sviluppo a questo territorio, che avrebbe comunque una vocazione anche turistica, sarebbe essenziale avere un aeroporto. In ogni caso la nostra isola, anche da questo punto di vista, pur essendo il principale mezzo di trasporto attuale, si trova in una situazione sempre critica, perché abbiamo l'aeroporto di Palermo, l'aeroporto di Catania e poi Trapani e Comiso. Sarebbe assolutamente naturale che ci fosse un aeroporto per ogni provincia, pertanto va da sé che l'aeroporto di Agrigento va fatto. Sarà un intervento del ministro Matteo Salvini? Confidiamo che ci dia una buona notizia sia per quanto riguarda l'aeroporto e anche sul ponte dello Stretto. Sindaco, presente oggi a questa interessante iniziativa, ecco, cosa ci aspetta da questo convegno dell'Ordine degli Ingegneri? Sì, io sono lusingato perché a Agrigento c'è un evento del genere. Gli organi di ingegneri sono sempre stati attenti al territorio agrigentino, parlo naturalmente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, però vedo che anche a livello regionale e nazionale c'è un interesse, un grande interesse, da quando naturalmente Agrigento è diventata la capitale della cultura. Io ho presentato a Roma Agrigento come una città che ha bisogno di tanti servizi
ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di un qualcosa che la faccia diventare più europea e l'Ordine degli Ingegneri è accanto a noi, quindi penso che è da valorizzare questo evento, è un fiore all'occhiello, più di 70 ordini nazionali oggi si trovano a Agrigento, quindi capite bene, gli organi penso che sono un centinaio o qualcosa in più, avere 70 ordini degli ingegneri qui a Agrigento che per poter visitare in 2 o 3 giorni il nostro territorio penso che sia qualcosa di grande. Ci aspetta qualche buona notizia per l'aeroporto? Ma io lo spero perché una delle infrastrutture che noi auspichiamo possa realizzare a Agrigento è proprio l'aeroporto, capite bene le distanze con gli altri aeroporti della Sicilia, quali sono? Tutti siamo in una situazione di grave disagio, specialmente per la nostra economia principale che è il turismo, quindi mi aspetto buone risposte. Come valuta questa iniziativa dell'Ordine degli Ingegneri qui di Agrigento? Beh, è un'iniziativa sicuramente importante, ripeto, è un momento di confronto, ci permette oggi di parlarci, di incontrarci anche tra le varie società che gestiscono infrastrutture. Io sono qui come Stretto di Messina, ci sono i colleghi di ANAS, ci sono i colleghi di Rete Ferroviaria Italiana, sappiamo che le infrastrutture funzionano perché sono come un puzzle, ognuno lavora sul proprio ambito, ma poi servono tutte per migliorare la mobilità del territorio. Ecco, che notizie ci dà sul ponte, sul progetto e su una sua probabile realizzazione, i tempi? No, sulla più che probabile realizzazione, sulla realizzazione. Stiamo andando avanti secondo il programma, l'iter autorizzativo ormai è arrivato quasi a conclusione, possiamo dire di essere all'ultimo miglio, stiamo completando la documentazione per portare l'informativa alla Commissione europea per il completamento della procedura di valutazione di incidenza ambientale e nell'arco di qualche settimana quindi potremo completarla e poi successivamente andare al CIPES. La gente si chiede quanto tempo occorre per un'eventuale realizzazione. La realizzazione attualmente prevediamo di poter completare i lavori entro il 2032. Il 2032 sarà l'anno di completamento del ponte. Parliamo di questa iniziativa, come la valuta? È un'ottima occasione per confrontarci con gli altri soggetti istituzionali che intervengono nel potenziamento del sistema infrastrutturale non solo della provincia di Agrigento ma dell'intera Sicilia. ANAS sta giocando un ruolo da protagonista perché abbiamo un piano di investimenti poderoso sia in termini di riqualificazione della vecchia rete stradale di nostra competenza sia in termini di nuove arterie che vanno a sviluppare la maglia esistente. Per la nostra provincia è una provincia purtroppo in grandissime difficoltà per i collegamenti, vediamo ancora l'Agrigento-Palermo, anche l'Agrigento-Caltanissetta, ecco, cosa state facendo anche per la viabilità interna? Allora, intanto sulla direttrice Agrigento-Palermo abbiamo completato e aperto al traffico i circa 10 km a doppia carreggiata, 4 corsie che erano oggetto di rallentamenti e sono stati oramai finiti. Stiamo anche completando gli altri 20 km in adeguamento in sede. In direzione invece autostrada 19 Catania abbiamo in corso di ultimazione e finiremo certamente entro quest'estate i lavori sulla 640, per cui tutto il percorso da Agrigento fino all'autostrada 19, svincolo di Caltanissetta, sarà completamente ultimato con tutte le 4 corsie date all'utenza. Sulla Siracusa-Gela mi riferisco anche al collegamento con l'aeroporto di Comso. La Siracusa-Gela è competenza del CAS e non di ANAS il completamento dei lotti in esecuzione. Per quanto ci riguarda abbiamo appaltato i lavori di adeguamento della 115 Vittoria Comiso, sono oramai in fase di apertura i cantieri di lavoro, così come sono stati anche appaltati i lavori della tangenziale di Gela, un investimento di circa 400 milioni di euro, è pronto il progetto esecutivo che è stato affidato all'appaltatore, la ditta D'Agostino, e quindi nei prossimi mesi apriremo anche questi cantieri. L'Agrigento Licata-Gela c'è qualcosa in previsione? Intanto voglio ricordare che si è concluso da pochi mesi il dibattito pubblico sulla tangenziale di Agrigento, che è un investimento di circa 2 miliardi e mezzo di euro. È stata importantissima la fase del dibattito perché abbiamo raccolto tutti i suggerimenti, i pareri già in questa fase preliminare, ma fondamentale per sviluppare il progetto in maniera condivisa con il territorio. C'erano 3 percorsi, ricordo quando avete fatto la conferenza stampa, quale avete scelto dei 3?
È il percorso che illustrerò tra poco e che è stato sviluppato in 4 lotti funzionali anche per agevolare poi l'individuazione delle fonti finanziarie e poter attualizzare l'intervento in maniera graduale se sarà così necessario. Agrigento Castelvetrano è previsto qualcosa? Diciamo che il programma ANAS prevede l'adeguamento della 115 fino all'innesso con la 29 Mazzara del Vallo e abbiamo concluso anche il dibattito pubblico per il tratto Sciacca-Castelvetrano. Anche lì è stato individuato un percorso preferenziale e quindi diciamo, tutti i tasselli sono in lavorazione e quindi ben venga, ripeto, l'occasione come quella di oggi per poter continuare a sviluppare sinergie con tutti gli altri organi istituzionali. Ma la comunità degli ingegneri italiani, perché questo convegno è organizzato non solo dal Consiglio dell'Ordine di Agrigento e dalla Fondazione dell'Ordine, ma anche dal Consiglio nazionale e dalla Consulta regionale. Tutta la comunità degli ingegneri ha voluto scegliere Agrigento in occasione di un'assemblea dei presidenti dei consigli dell'Ordine di tutta Italia, scegliendo come tema le infrastrutture del nostro territorio e con la prospettiva di Agrigento porta d'Europa nel Mediterraneo. Vogliamo rappresentare sostanzialmente tutte le infrastrutture che a oggi sono in corso di realizzazione, quelle progettate, quelle appaltate e tutto quanto necessario per permettere ad Agrigento di uscire dalla marginalità nel campo della mobilità e collegarsi al continente e all'Europa. Quindi sostanzialmente ci muoveremo su 2 direttrici, la direttrice Agrigento-Messina, illustrando tutte le opere che si vogliono realizzare e quelle che sono in corso di realizzazione fino al ponte, e dall'altra parte da Agrigento a Punta Raisi passando per Palermo e quindi dando anche continuità al collegamento tra, speriamo, i futuri aeroporti di Agrigento e Palermo. Completano il quadro le infrastrutture cavallo di battaglia ormai per tutto il territorio, che sono l'aeroporto di Agrigento e anche lo Stretto di Messina. Infatti partecipa anche la società Stretto di Messina che illustrerà la situazione, lo stato dell'arte della progettualità. Questo convegno è stato reso possibile oltre alla collaborazione naturalmente dell'amministrazione comunale, ma anche di tutti i gestori dei servizi e delle infrastrutture e dei trasporti a livello nazionale e regionale. Infatti sono presenti ANAS, è presente il Consorzio Autostrade Siciliane, è presente la società Stretto di Messina, il libero consorzio che si occupa della progettualità dell'aeroporto di Agrigento Valle dei Templi. E quindi tutti attorno a un tavolo per illustrare le loro proposte, i loro programmi e quindi pensiamo noi di aver svolto un compito importante per portare a conoscenza della nostra comunità cosa è necessario per farci uscire dalla marginalità. Naturalmente poi spetterà alle istituzioni, alla politica portare avanti queste opere e monitorare lo stato di attuazione affinché Agrigento possa e il suo territorio possa finalmente decollare sia nelle attività produttive sia sotto l'aspetto del turismo, che non ci può essere turismo senza una rete infrastrutturale efficace. Sì, assolutamente, questa è penso una priorità assoluta non solo per la provincia di Agrigento, ma in particolare per la provincia di Agrigento, per uscire da un isolamento storico che in questi anni l'ha molto penalizzato. Agrigento è molto carente di infrastrutture, vediamo che ci sono parecchi tratti autostradali, cioè senza le autostrade, Agrigento-Gela, Agrigento-Castelvetrano. Sì, non ha autostrade, però devo dire che negli ultimi anni parecchie iniziative si stanno ponendo in essere. Già la superstrada che collega Caltanissetta ad Agrigento già è una via, una strada molto importante, praticamente è quasi un collegamento autostradale quando sarà. Voi come CAS avete in mente qualche investimento in zona? No, noi come CAS ci occupiamo della Messina-Palermo e della Messina-Catania, compresa la Siracusa-Gela, quindi qua siamo un po' fuori dal nostro circuito. Lei oggi ha ritenuto di essere presente a questa interessante iniziativa dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento. Ecco, come parlamentare europeo dirà la sua ovviamente, cosa si può fare per fare uscire dalla marginalità la nostra provincia di Agrigento? Ma io ho ringraziato già il Presidente dell'Ordine che ha voluto invitarmi a questo
incontro importante, fra l'altro già vero che è un incontro molto partecipato e il tema è un tema importante per le infrastrutture in Sicilia, si parla del ponte sullo stretto e a Agrigento in particolare si parla dell'aeroporto di Agrigento, che io penso sia una struttura essenziale per questa parte importante della Sicilia. Io come parlamentare europeo faccio parte della Commissione Agricoltura, ma sono il coordinatore dei Patrioti per 4 commissioni, tra cui quella del TRAN, che è la Commissione dei Trasporti. Faremo di tutto perché questo possa avvenire, anche se l'iniziativa in questo settore per quanto riguarda l'aeroporto è della Regione e del Ministero. So che si collegherà fra poco il Ministro Salvini, che dirà sicuramente come il Governo intende agevolare questo percorso dell'aeroporto. Oggi un interessante convegno dove si parla delle infrastrutture della Sicilia, dal ponte di Messina fino alla nostra Agrigento. Il corridoio Helsinki-La Valletta è una infrastruttura intermodale transnazionale europea che serve a collegare la Sicilia alla Calabria con Helsinki e realizza la possibilità di far viaggiare ad alta velocità i passeggeri e di collegare le merci con i grandi corridoi transnazionali. Integrare strade, ferrovie, porti, aeroporti, è questo che fa Ferrovie dello Stato italiane in modo connesso, digitale e integrato, secondo le regole della sostenibilità. Stiamo investendo 17,9 miliardi in Sicilia di opere già appaltate, in tutta Italia ben 55 miliardi di euro. Insomma, una rivoluzione copernicana che serve a dare un tempo nuovo all'Italia per inserirla efficacemente nei corridoi europei e quelli transnazionali. Presidente, Agrigento è molto marginale, riusciremo a farlo uscire da questa marginalità attraverso anche un collegamento più serio, perché attualmente siamo molto precari. Ferrovie dello Stato ha lavorato per inserire questa area bellissima italiana e europea al di dentro dei corridoi transnazionali. Lo ha fatto progettando la Palermo-Catania-Messina ad alta velocità e con una connessione verso l'area agrigentina e quella nissena. Si tratta di opere concrete che entro il 2030 avranno luce. Ma soprattutto da tecnico che ha sviluppato nel nostro Paese un percorso di liberalizzazione e privatizzazione, ho scritto molto sull'idea della policentricità aeroportuale e quindi superando l'idea esclusiva degli hub, proprio perché ho sempre ritenuto che la realizzazione di aeroporti chiaramente determinano sicuramente uno sviluppo dello scalo, ma non è un'economia dello scalo, ma determina sicuramente una crescita economica del territorio nei dintorni. Nell'ambito del piano nazionale aeroportuale che noi abbiamo elaborato, noi parliamo di riconciliazione con l'ambiente, ma evidentemente questo passaggio è anche un passaggio, tra virgolette, un po' critico, nel senso che noi riteniamo che come il trasporto aereo debba riconciliarsi con l'ambiente, l'ambiente debba riconciliarsi con il trasporto aereo. E chiaramente segniamo anche nel DNA l'idea che comunque per un pregiudizio ideologico il trasporto aereo è stato escluso proprio dai fondi PNRR. E queste due cose evidentemente sono un limite proprio alla realizzazione non solo di nuovi aeroporti, ma di realizzazioni infrastrutturali legate anche all'ammodernamento degli aeroporti. E a seguito delle importanti dichiarazioni rilasciate sul tema aeroporto di Agrigento dal Ministro dei Trasporti Salvini, sulla più concreta possibilità di realizzare uno scalo in provincia, abbiamo intervistato il deputato agrigentino Calogero Pisano. Onorevole Pisano, lei è intervenuto a questo convegno da parte dell'Ordine degli Ingegneri, insomma arrivano buone notizie per l'aeroporto, da quello che ha detto anche il Ministro Salvini? Sì, arrivano buone notizie, come già sapevamo da qualche settimana, il MIT aveva fatto delle osservazioni
al progetto che riguarda l'aeroporto Valle dei Templi, e in queste osservazioni che erano state fatte attualmente chiedeva delle delucidazioni dal punto di vista tecnico e dal punto di vista contabile. Noi davanti a queste delucidazioni siamo pronti sia come provincia regionale di Agrigento ma sia anche come classe politica, perché diciamo che la legge 8 bis che porta il mio nome, che è stata inserita nel fondo di coesione, parlava di una creazione di un nuovo scalo aeroportuale. Ma perché un nuovo scalo aeroportuale? Perché di fatto c'era sia il flusso turistico che anche la capacità economica di portare avanti questa infrastruttura. Quindi diciamo che le parole di Salvini ci riempiono il cuore di gioia. Il presidente dell'ENAC ha detto che il sito è idoneo, quindi di fatto possiamo dire che manca poco, dobbiamo incrociare le dita, dobbiamo produrre i documenti necessari affinché il Ministero faccia l'analisi completa e per poi avere direttamente il parere positivo ed essere inserito all'interno del piano nazionale aeroportuale. Quindi siamo contenti delle parole di Salvini, ma dobbiamo lavorare affinché portiamo a termine questo grande progetto di sviluppo per la nostra terra. Linea alla regia per la pubblicità. Bene, seconda parte del nostro telegiornale, il presidente della regione Schifani presenta il rilancio delle terme di Sciacca e quelle di Acireale. Sentiamolo in questa intervista. Cari siciliani, oggi voglio aggiornarvi su un progetto che rappresenta una vera svolta per la nostra regione. La riapertura delle terme di Sciacca e Acireale dopo oltre 10 anni di chiusura e di immobilismo. Il mio governo ha deciso di voltare pagina. Vogliamo restituire queste storiche strutture alla Sicilia, restituirle a voi. Non vogliamo più promesse vuote. Abbiamo già pubblicato gli avvisi esplorativi per trovare partner privati che ci affianchino nel rilancio delle terme di Acireale e Sciacca. Le manifestazioni di interesse si chiuderanno il 30 di maggio. Un passaggio fondamentale per individuare investitori seri, capaci di valorizzare questi luoghi straordinari. Per realizzare ciò abbiamo fatto la nostra parte, destinando ben 90 milioni di euro attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che grazie agli investimenti privati arriveranno ad oltre 180 milioni. Risorse che serviranno non soltanto a ristrutturare le strutture termali, ma anche a creare servizi moderni, attrattivi per i turisti, per i cittadini. Le terme non sono solo un simbolo della nostra storia e della nostra cultura, ma possono diventare un vero motore di crescita per la Sicilia. Il turismo termale è un settore in forte espansione, capace di creare occupazione stabile e anche qualificata. Pensiamo a tutto l'indotto che può svilupparsi: hotel, ristoranti, negozi, servizi benessere e sanitari. Ecco perché, oltre a lavorare sulla riqualificazione degli stabilimenti, abbiamo ridotto i canoni concessori per le acque termali dal 5% allo 0,5%, in linea con quelli delle altre regioni, rendendo così il settore più competitivo. Abbiamo superato tanti ostacoli burocratici che per anni hanno bloccato ogni tentativo di rilancio. Il riordino normativo, la liquidazione degli enti, la creazione di un percorso chiaro per gli investitori. Tutto questo è stato fatto per evitare di ripetere gli errori del passato. Oggi vi dico con chiarezza, il nostro impegno è concreto. Acireale e Sciacca torneranno a essere i punti di riferimento per il turismo termale in Italia. Questa non è solo una promessa, è un percorso già avviato, con fondi stanziati, progetti chiari e scadenze precise. Rinnovati i vertici dell'Associazione Magistrati Tributari, giudice tributario Ignazio Gennaro e il nuovo presidente della sezione provinciale di Agrigento. L'elezione è avvenuta nel corso di un'assemblea degli iscritti che si è tenuta nei giorni scorsi nei locali della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, alla quale hanno partecipato tra gli altri Romeo Palma, presidente della Corte Tributaria di primo grado e componente del Consiglio Direttivo Centrale dell'Associazione, il vicepresidente nazionale dell'Associazione Salvatore Pilitteri, il nuovo presidente dell'Associazione Ignazio Gennaro, approdato nella giurisdizione tributaria nel 1996, attualmente è vicepresidente di sezione in grado di appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, dove ha anche ricoperto l'incarico di direttore
dell'ufficio del massimario per la Sicilia, nonché di responsabile dei gruppi di studio e di ricerca nel contesto di progetti in ambito nazionale per la digitalizzazione delle attività giurisdizionali e per l'adozione di strumenti innovativi per le attività dei giudici tributari finalizzati all'implementazione della banca dati nazionale della giurisprudenza tributaria. Nel corso dell'assemblea sono stati anche rinnovati gli altri incarichi sezionali, eletti rispettivamente segretario e tesoriere Antonino Noto e Giuseppe Segreto, ambedue giudici tributari di primo grado e di consolidata esperienza. Una coltivazione di marijuana è stata trovata ieri a Palma di Montechiaro. La Polizia di Stato ha eseguito un arresto. Il servizio. La Polizia di Stato a Palma di Montechiaro nel pomeriggio di ieri, al termine di complesse attività, traeva in arresto GL classe 75, oggetto in quanto nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita all'interno di un immobile non di sua proprietà, ma di cui ne aveva la disponibilità, veniva rinvenuta una coltivazione di marijuana di 25 piante con tanto di illuminazione artificiale, sistema di ventilazione e aerazione, dispositivi atti a misurare l'umidità e la temperatura dell'ambiente. Veniva altresì accertato dal personale Enel che l'immobile usufruiva di un allaccio abusivo alla rete elettrica di distribuzione, probabilmente per far fronte agli ingenti consumi di energia elettrica che l'impianto stesso di aerazione e illuminazione che la coltivazione di marijuana esigeva. Nel medesimo pomeriggio, insieme al personale del SIAN, veniva altresì effettuato un controllo nei confronti di una pasticceria di Palma di Montechiaro, nel corso del quale venivano evidenziati gravi carenze igienico-sanitarie e venivano sequestrati vari alimenti e disposta la chiusura immediata dell'esercizio fino a che non vengano colmate le mancanze rilevate. Forza Italia in giro per l'Italia per spiegare la riforma della giustizia, oggi tappa a Palermo, con deputati e senatori e la delegazione del gruppo PPE al Parlamento europeo. A margine dei lavori il ministro Tajani ha ribadito che in politica estera le posizioni del governo le danno lui e la Presidente del Consiglio. I colleghi di Palermo hanno seguito l'evento. La riforma della giustizia di Forza Italia, questo è il titolo del convegno che si è svolto oggi a Palermo, promosso dai gruppi parlamentari di Camera e Senato del partito in collaborazione con la delegazione italiana nel gruppo PPE al Parlamento europeo. Focus dell'iniziativa i temi cruciali come la separazione delle carriere e la riforma del CSM, con l'obiettivo di garantire una giustizia efficiente, giusta e snella, diritto fondamentale per i cittadini. Presente il ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine dell'iniziativa ha ribadito, rispondendo a Salvini, che la politica estera la fanno il Presidente del Consiglio e il ministro degli esteri, che rappresentano le posizioni ufficiali del governo. Il resto sono iniziative personali. Se un ministro vuole parlare con qualche esponente di forze politiche di altri paesi è legittimo, ma la linea politica la diamo io e Meloni. La linea politica la dà il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri per quanto riguarda la politica estera del nostro Paese. Noi abbiamo un impegno preso con gli elettori che ci hanno permesso di vincere le elezioni nel 2022, siamo al governo per fare anche le riforme e una di queste riforme per noi di Forza Italia la più importante è quella della giustizia. Stiamo andando avanti, un ramo del Parlamento l'ha approvato, andremo avanti speditamente senza perdere tempo per dare una risposta ai cittadini, perché la riforma della giustizia è una riforma che è per i cittadini, non è contro nessuno, anzi è una riforma destinata a esaltare il ruolo dei magistrati, a depoliticizzare la magistratura, quindi è una riforma positiva i cui benefici saranno tutti a favore dei nostri concittadini italiani. Abbiamo approvato anche la riforma delle intercettazioni, quindi stiamo ridisegnando un sistema che non è lassista, ma che impedisce che accadano vicende come quelle che purtroppo accadono nel nostro Paese, dove il 50% di coloro che sono in carcerazione preventiva poi sono innocenti, quindi anche un tema che riguarda la situazione nelle carceri, è un modo di amministrare la giustizia che sia sempre legata a principi garantisti, in base alla cultura giuridica della nostra civiltà. Il diritto romano che diceva indubbio pro reo, cioè indubbio in favore dell'accusato,
e nulla pena sine legge, nessuna pena senza che ci fosse una legge prima che avvenisse un fatto. E sono cose purtroppo, principi che sono stati violati nel nostro Paese, e quindi bisogna rispettare la civiltà giuridica italiana e quindi rispettare ogni singolo cittadino italiano, evitando abusi. Ma i punti fermi sono quelli di una riforma giusta della giustizia liberale, mettendo al centro della nostra agenda, ma anche della istituzione italiana, l'uomo, la persona. Ecco perché la separazione delle carriere rappresenta per noi il punto di arrivo in cui difesa e accusa possono trovare un giusto equilibrio. Lo abbiamo sempre detto, lo disse il presidente Silvio Berlusconi. Oggi il governo di centrodestra, in cui Forza Italia con Antonio Tajani ha una presenza importante e significativa, vuole attuare questa riforma. Lo stiamo facendo e siamo in giro per l'Italia per raccontare e dire ai cittadini italiani quali sono gli effetti positivi di questa riforma. E domani ad Agrigento si svolgerà il congresso provinciale di Forza Italia presso l'Hotel De Pini di Porto Empedocle. Tra gli interventi quelli di Marcello Caruso, coordinatore regionale del partito, Stefano Pellegrino, capogruppo all'AS, l'onorevole Michele Mancuso e i parlamentari agrigentini Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruolo. E il Partito Democratico di Agrigento interviene per mezzo del segretario cittadino Nino Cuffaro sulle notizie di stampa che parlano di un accordo in fase avanzata tra pezzi del centrodestra, Forza Italia dall'onorevole Riccardo Gallo e il Movimento per l'Autonomia dell'onorevole Di Mauro e un'area non meglio identificata del Partito Democratico Agrigentino per le prossime elezioni provinciali. Se queste notizie fossero vere, afferma il segretario Cuffaro, si tratterebbe per il PD di una vicenda molto grave, sarebbe una decisione assunta al di fuori degli organi statutari del partito, senza alcuna consultazione degli iscritti, senza alcun dibattito pubblico, senza alcun coinvolgimento delle segreterie provinciali e regionali, un'alleanza con le forze politiche che sono responsabili dirette del malgoverno in Sicilia. Da Palermo ad Agrigento sarebbe un tradimento plateale del nuovo corso della segreteria alla Schlein e regalerebbe il Partito Democratico un misero ruolo consociativo che vorremmo appartenesse al passato. Chi in questa provincia ha posti di responsabilità politiche e istituzionali nel Partito Democratico dovrebbe presumere a smentire categoricamente la notizia. Cerimonia di intitolazione dell'auditorium di Comitini al magistrato Luca Crescente, scomparso nel 2003. Cerimonia di intitolazione, vediamo le interviste. Oggi è un giorno di festa per la mia Comitini, perché finalmente è arrivato il giorno dell'intitolazione dell'auditorium a Luca Crescente, un magistrato morto giovane, a soli 39 anni, che ha dedicato la sua vita alla lotta contro le mafie. Un magistrato che ha inflitto alla mafia durante il processo Agragas più di 2 secoli di condanne. Un magistrato che ha assicurato alla giustizia i carcerieri e gli assassini del piccolo Giuseppe Di Matteo. Quando è nata l'idea di intitolare l'auditorium alla memoria di Crescente, Sindaco? L'idea è nata grazie ad Alfonso Bugea, devo dirvela tutta. Ha fatto questa proposta durante un tavolo tecnico, mentre eravamo riuniti con il tavolo tecnico scientifico del Museo del Tricolore. L'idea è piaciuta a tutti, proprio perché questo magistrato si è distinto per la lotta alla mafia e perché è stato quello che comunque, come dicevo poco fa, ha assicurato alla giustizia i carcerieri e gli assassini del piccolo Di Matteo, e a unanime abbiamo accolto questa iniziativa del dottore Bugea, che ringrazio. La famiglia in questa giornata. Naturalmente è grande emozione e la consapevolezza che iniziative come queste sono percorsi di legalità, perché la memoria va sostenuta, e volere oggi intitolare questo auditorium alla memoria di Luca Crescente, giovane magistrato della direzione distrettuale antimafia, vuol dire volere sostenere quelle idee che di Luca sono state, il giovane magistrato antimafia che ha dato un grande contributo al territorio agrigentino.
E ora una panoramica degli avvenimenti del calcio agrigentino per la giornata di domani domenica, curata da Carmelo Lentini. Il campionato di Serie D Girone I continua senza la partecipazione dell'Akragas, esclusa su richiesta della stessa società. Con i tolti punti a quasi tutte le squadre, il quadro generale in classifica cambia radicalmente e molte sono adesso invischiate e coinvolte nella lotta per non retrocedere. Ad esempio il derby Siracusa-Castrum Favara diventa tragico, specie per la squadra agrigentina, sia per la prima ma anche per la seconda. Il Siracusa è in lotta per il salto di categoria, la Castrum Favara per non essere risucchiata dalla bassa classifica. Attualmente le squadre più a rischio sono la Cireale che ha 26 punti, poi c'è Lenna con 24, San Cataldese 24, il Licata con 22, Città di Sant'Agata e Locri invece di punti ne hanno 19. Ricordiamo che saranno 4 le squadre che retrocedono nel prossimo campionato di eccellenza. Una è l'Akragas, che è sparita dalla scena per le vicende che tutti conosciamo. Un'altra invece andrà in eccellenza direttamente, mentre altre 2 scenderanno di categoria dall'esito dei play-out. Ritornando alle gare di questa domenica, ci sono in programma altri scontri drammatici, basta leggere il turno in programma questa domenica. Ricordiamo che ci sarà Pompei Ragusa, Nissa Città di Sant'Agata, Paternò Enna, San Biase Regina, San Cataldese Scafatese, Siracusa Castrum Favara e Vibonese Città del Cireale. Riposa il Licata che avrebbe dovuto giocare all'Esseneto contro l'Akragas. Scendiamo di categoria. Si gioca la 27ª giornata del campionato di eccellenza e da 4 giornate dalla conclusione continua la lotta per il salto in Serie D tra l'attuale capolista Athletic Club Palermo e il Città di Gela. L'attuale distacco tra le 2 battistrade è di 4 punti, un margine che permette alla compagine palermitana di poter gestire con tranquillità il vantaggio. Questo turno vedrà la compagine rosanera affrontare senza troppi problemi l'Oratorio Marineo, penultimo in classifica, mentre il Città di Gela sarà impegnato con il Città di San Vito, lo capo di Desiderio Garufo, dove non sarà facile fare punti. Infine l'Unità si sciacca, che spera di ridurre lo svantaggio dalla seconda per potersi reinserire nella griglia playoff. Questa domenica affronterà il Partinica Audace e la vittoria non può assolutamente sfuggire. Mancano appena 3 gare alla fine del torneo di promozione Girone C e la lotta per un posto in eccellenza rimane apertissima. Basterà il punto di vantaggio del Camerate su Giarre per effettuare il salto di categoria? Questa domenica intanto la compagine camaratese sarà impegnata nel derby con i cugini del Gemini, il cui risultato finale inciderà parecchio sull'esito finale. Anche il Giarre avrà una gara molto difficile da sostenere con il Forte Nicosia, che tra l'altro è anche l'attuale terza forza del campionato e vorrebbe accorciare la propria classifica per disputare i play-off. In poche parole, una giornata campale dove si può decidere l'andamento del torneo. Infine l'Aragona sarà ospite del Serra dei Falco, mentre il Casteltermine ospita il Villarosa San Sebastiano. La salvezza diretta per l'Empedoclina passa dal risultato che uscirà fuori dal rettangolo di gioco di Mussomeli contro la locale Don Bosco. Stiamo parlando del campionato di prima categoria Girone B. I ragazzi di Mariano Cordaro, che stanno avendo un crescendo finale abbastanza positivo, dovranno scendere in campo molto concentrati. La diretta concorrente per non disputare i play-out, cioè il Sant'Anna e Vienna, sarà impegnato su un campo difficile come quello di Gangi. Ipotesi: se l'Empedoclina pareggia e il Gangi vince, i play-out li disputa il Sant'Anna Enna. Attenzione però, perché la Belsitana, che ha 22 punti, 2 in meno di entrambe, vincendo con lo Sporting Termini, scavalcherebbe entrambe e si salverebbe. Sarà una giornata all'insegna dei brividi. Per la Vetta la Sommatinese è irraggiungibile e quindi la prossima stagione partirà dal campionato di promozione. Per quanto riguarda la griglia playoff, rimangono in Carab
Varrese, Ganci, Collesano e Don Bosco Mussomele. Infatti saranno queste le squadre che dovrebbero disputare i prossimi playoff del campionato di prima categoria. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 18 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.